Una delle paure più grandi dei miei clienti è quella di andare in vacanza a prenotare con la paura, quindi, che arriva il dolore cronico nuovamente, che devono pensare a rifare le valigie, tornare indietro, rimanere nell'hotel, nella stanza che hanno prenotato e quindi non godersi le vacanze né loro e nelle persone che sono di fianco a loro. Quindi quando devono prenotare la vacanza ci mettono una marea di tempo, oppure non la prenotano neanche, oppure la prenotano e rimangono nel rimuginio costante del ma poi cosa succederà se devo poi ritornare indietro, se non posso fare quello, se non posso fare l'altro. Quindi come si agisce in questa paura? Ve lo posso dire da persona che non amava e forse non amo ancora parlare in pubblico e magari alla telecamera. Io ho avuto una paura fottuta della telecamera, ma sapevo che dovevo superarla e per superarla devo sentire quella paura mentre che sono a parlare alla telecamera. La devo sentire, quindi devo andare verso un sì, non devo andare verso un no. Ok, quindi prendo il cellulare, prendo la telecamera e registro. Questo è quello che ho fatto negli ultimi 2-3 anni. Io insegno alle persone anche pubblicamente su YouTube e quindi ho dovuto farlo. Nel momento in cui sento la paura è il momento che la processo. Quando però la batto la paura, quindi non la voglio sentire, è il momento di repressione. Quindi se sei qui e guardi questo video e hai paura di andare incontro alla prossima vacanza, va bene, è normale. Non puoi aspettare che non senti la paura per muoverti. Devi muoverti, sentire la paura e andare avanti. Vedrai che in questo modo le tue paure iniziano a silenziarsi. Oggi faccio i miei video con molta più facilità. Non ti dico che non ho paura, ma le faccio con molta facilità. E quello che arriverà su di te è capire come processare le tue emozioni, come esprimerle. E l'effetto collaterale sarà quindi di avere meno dolori cronici nel corpo.